Dopo l'enorme successo riscosso al Vinitaly, il friulano sbarca anche a Londra. Il friulano, insieme ai principali vini regionali e ai prodotti tipici, in prima linea proprio qui alla fiera londinese, la London Wine Fair. Sono attesi più di 25.000 visitatori, principalmente operatori del settore. Noi ci siamo e andremo a intervistare proprio alcuni protagonisti della regione Friuli Venezia Giulia. Presidente Tondo, insomma il Friuli sbarca anche a Londra, con i suoi vini importanti, secondi a nessuno, bianchi eccellenti, ed è importante comunque, le ho sempre detto, essere anche all'estero, con parsimonia, ma esserci. Ma non c'è dubbio, abbiamo mercati che dobbiamo ancora raggiungere, mercati che da un lato si avvicinano solo in questi ultimi anni alla qualità del mangiar bene e del bere bene. Non mi pare che in Inghilterra questo sia stato, nel Regno Unito sia stato uno dei must in questi ultimi anni, però adesso stanno scoprendo quanto sia importante mangiare e bere bene, ed evidentemente in questo percorso il sistema Italia e ancora di più al proprio interno il Friuli Venezia Giulia sono un valore aggiunto per le nostre imprese, che devono puntare sempre ancora di più sulla qualità rispetto alla quantità. Certo, produrre tante bottiglie di vino è importante, ma forse in questo momento è produrne un numero limitato di grande qualità e offrire sui mercati. La Regione sostiene questi percorsi perché abbiamo aziende che hanno individuato nei settori non solo del Regno Unito, Londra e quant'altro delle opportunità di crescita. Noi dobbiamo fare in modo che queste opportunità vengano assecondate. Io dico sempre, non deve essere il Presidente della Regione che decide dove andare. La politica si muove più lentamente dell'economia. La politica deve mettersi a disposizione dell'economia. Ecco, lei insieme al vicepresidente Ciriani, insieme all'assessore Violino, insieme a tutto il Consiglio, sta spingendo molto affinché i vini proprio friulani, attraverso anche il friulano, vengano ricollocati nella giusta posizione. Però bisogna anche dire che ci sia un po' di volontà anche da parte dei produttori che devono unirsi sotto questo tetto che lei sta proprio perpetrando da tempo, no? È evidente che dobbiamo offrire un sistema, no? Il Friuli Venezia Giulia è già abbastanza piccolo per potersi permettere il lusso di dividersi, quindi a noi, ai nostri produttori, diciamo, mantenendo ognuno la propria nicchia di prodotto, la propria qualità, perché è giusto che un vino bianco rispetto all'altro, il Sauvignon rispetto al friulano, il Cabernet rispetto al Refosco, eccetera. Però è bene che però poi offriamo un sistema, perché la gente apprezza la diversificazione, sa benissimo apprezzare una cosa rispetto all'altra, però la concorrenza non dobbiamo farla al nostro interno. Anzi, al nostro interno dobbiamo fare sistema, non si vince uno contro l'altro, si vince tutti assieme. Vicepresidente Ciriani, insomma il Friuli, sull'onda del grande successo ottenuto in Friuli, dove ha visto proprio la consacrazione di questo nuovo nome che è il friulano, ha deciso di portare questa bandiera anche fuori dal Friuli, fuori dall'Italia e soprattutto in Inghilterra. È proprio così, abbiamo un ottimo riscontro anche qui in Inghilterra sulla validità e la qualità dei vini italiani, in particolare dei vini friulani. Giustamente hai ricordato il successo del vino friulano a Vinitaly. L'anno scorso, ahimè, abbiamo celebrato il funerale del Tokai, ma quest'anno il battesimo del friulano. La promozione non è soltanto la promozione di un vino, il friulano, ma la promozione di un intero territorio, quello del Friuli Venezia Giulia, con le sue bellezze turistiche e con le sue eccellenze enogastronomiche. In particolare a Londra si presenta anche un bellissimo libro dedicato al Collio in chiave turistica. Il Collio naturalmente è l'eccellenza dei vini bianchi in particolare, già molto conosciuti in tutto il mondo, ma la nostra presenza serve a ribadire l'eccellenza della nostra produzione e quindi per rinforzare il messaggio a beneficio di tutti i nostri produttori in Friuli, affinché la loro produzione possa essere accolta in tutto il mondo come naturalmente merita. Michelangelo Boen, responsabile per l'enogastronomia dell'ente Friuli Venezia Giulia a Londra. Insomma, siamo appena arrivati dal seminario, mi sembra che è stato un bel seminario che in Friuli si sta imponendo in questo mercato londinese un po' difficile ma importante, no? Sì, quello che mi ha fatto piacere è che, a parte il tutto esaurito del seminario, che c'era una forte presenza di ragazzi giovani, di gente giovane, che questo ci permette di sperare bene per il futuro. Fra l'altro, Michelangelo, sottolineiamo che è stato accolto con veramente entusiasmo la presentazione ovviamente del friulano, questo vino importante per il Friuli che è diventato una nuova portabandiera, ma abbinato anche al Montasio e al prosciutto di San Daniele. Sì, il seminario era improntato proprio sulla presentazione del friulano come vino, avevamo la varietà di tutti
i 7 consorzi che producono friulano in regione, però vorrei ribadire il fatto che il nuovo nome dell'ex Tokai deve essere anche un'opportunità di caratterizzare il prodotto al territorio e soprattutto anche ai prodotti agroalimentari. Prosciutto di San Daniele friulano, il Montasio friulano, e questo è essere il portabandiera della nostra regione. Friulano è stato scelto come nome anche per caratterizzare il territorio. Promuovendo il vino promuoviamo il territorio, promuoviamo il turismo, e credo che il friulano come vino deve essere il vessillo del Friuli Venezia Giulia. Eccoci qui con Paolo Penco, lui rappresenta il consorzio dell'Isonzo ed è qui a Londra per sia rappresentare per l'appunto i vini dell'Isonzo, ma anche per capire un po' il mercato londinese come si pone, no Paolo? Sì, chi ha successo a Londra ha successo non solo in Inghilterra ma ha successo in tutto il mondo. Significa essere molto all'avanguardia, ma ad un certo momento significa anche sapersi confrontare con i vini di tutto il mondo, perché tutti i vini più importanti del mondo qui ci sono. La fiera è una fiera interessante perché è una fiera dove vedi solo professionisti. Quest'anno rispetto all'anno scorso vediamo qualche capannone, qualche stand in meno. Evidentemente anche qui si sente molto la crisi del mercato e può essere anche un'opportunità per i nostri vini che si stanno un po' distinguendo, come abbiamo visto anche da una degustazione che abbiamo fatto oggi, si riescono a distinguere un pochettino da quelli che sono i vini del resto del mondo, per cui adesso sta a noi trovare le opportunità di mercato. Friuli è una regione piccola, produce poche quantità rispetto ad altre regioni, pensiamo solo che qua siamo vicino allo stand di Concha y Toro, produttore del Cile che probabilmente fa tanto vino quanto il Friuli messo insieme, per cui noi dobbiamo trovare delle piccole nicchie di mercato, magari solo su alcuni settori, la fascia della ristorazione di qualità, la fascia dei wine bar, e noi dobbiamo riuscire a entrare lì. Livia Innocenti, tu rappresenti un po' il consorzio di Aquileia qui. Abbiamo visto che la storia, insieme ovviamente al vino e al food, interessa molto anche ai londinesi. Ma sicuramente, anche perché Aquileia ha come punto centrale la storia. La zona DOC si sviluppa da Aquileia fino a Palmanova, quindi dalla storia romana fino alla storia veneziana. E ovviamente il punto fondamentale sono i vini e l'enogastronomia che li abbina. Noi qua a Londra portiamo il friulano come promozione della regione e il Sauvignon, in quanto soprattutto negli ultimi anni abbiamo visto che i vini aromatici nella nostra zona hanno degli ottimi risultati. Eccoci con Paolo Bianchi. Paolo, allora, tu rappresenti un po' il consorzio del Coglio, giusto? Siamo qui a Londra, spesso si parla di Toscana, ma non si sa che i Colli e il Coglio, insomma, sono un territorio affascinante altrettanto quanto la Toscana. Perché non invitare quindi gli abitanti proprio della Gran Bretagna a venirci a visitare? Siamo qui proprio per questo. Il consorzio Coglio è da tempo impegnato nel rilancio del territorio, oltre che ovviamente dei suoi vini. I vini sono i messaggeri nelle carte dei vini di tutto il mondo del nostro territorio. Siamo qui alla Fiera di Londra, un appuntamento importante per presentare i vini di molte delle nostre aziende socie e anche per promuovere tramite una nuova pubblicazione che verrà presentata alla stampa inglese il territorio del Coglio nei suoi vari aspetti, non solo col vino ma i formaggi, i prodotti agricoli e il paesaggio che è questo paesaggio da bere che non ha nulla da invidiare appunto come dici tu Fabrizio alla Toscana, perché sono queste dolci colline in centro all'Europa, facilmente raggiungibili e attrezzate per un turismo che voglia apprezzare la natura, il relax e godersi nello stesso momento una buona cucina e dei buoni vini.